Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto e da parte di... Buon pomeriggio da parte di Pippo Galto, benvenuti. Benvenuti a Replay 25 settembre 2017. Pippo, io ho la febbre, tu c'hai la febbre? Salutiamo Silvia che è a casa con la febbre, io sto andando avanti con Brufen, aspirine. Vabbè, non fare nome, adesso facciamo pubblicità alla multinazionale. Non facciamo pubblicità, ma non ne parliamo, ognuno si cura come meglio crede. Però voglio dire, ci siamo sempre in trincea, così come siamo andati a Siracusa con la febbre, siamo tornati da Siracusa con la febbre, ma anche purtroppo con 4 gol in saccoccia. Franco. Benissimo, allora cominciamo col dire, mi associo pure io, saluto Silvia, in bocca al lupo e auguri di una pronta guarigione, e c'è tanta carne oggi messa a cuocere sul fuoco. Non ultimo, in questo momento il presidente Guaraccio sta incontrando l'allenatore del Cosenza Fontana, e ci sarà l'esonero, poi nel corso della trasmissione abbiamo un inviato, un nostro collega Antonio Clausi, che salutiamo, che sarà al San Vito Marulla per capire chi direggerà oggi pomeriggio alle 4, non so se al San Vito si sposteranno da qualche altra parte, viste le condizioni atmosferiche non belle, piove. Stanno ancora parlando, ma dovrebbe esserci questo esonero, perché alla fine c'è qualche problema di troppo, probabilmente c'è uno scollamento fra l'allenatore e i giocatori, questo è quello che si è capito a Siracusa, però probabilmente non anticipiamo i tempi. Non anticipiamo i tempi, stiamo aspettando anche un altro collega, esattamente Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud, che è rimasto nel traffico vista la pioggia, e naturalmente, dicevo, la parte principale oggi la farà il Cosenza Calcio, perché dopo 5 giornate di campionato, consentitemi di dire, è vergognoso vedere questa squadra costruita dal presidente Guaraccio con tanti sacrifici, penultima in classifica. Molti tifosi ci hanno scritto, ci hanno mandato delle email, così come anche l'ultima, quella dell'amico Elio Principato, che salutiamo, dice: ma perché i calciatori non hanno parlato col presidente, magari con tutta sincerità, e dire: guardi presidente, questo allenatore non fa il caso nostro, eccetera eccetera. Poi sai, nel calcio c'è tutto il contrario di tutto. Salutiamo Elio, Pino Mancino e tutti quelli che sono con lui. Chiaramente la città di Cosenza in questo momento è in fermento, è in subbuglio. E salutiamo gli ospiti, Franco. E gli ospiti, vai Pippo. Allora abbiamo con noi mister Gagliardi, benvenuto mister, ex Cosenza, ex Triestina. Grazie a te, e soprattutto grazie ad Aldo Cennamo, nostro opinionista nonché peperoncino. Grazie a tutti voi. Ed è arrivato Scarpelli, il tempo di microfonarlo, avremo anche Vittorio Scarpelli della Gazzetta del Sud, 2 minuti e arriva. Franco, nel frattempo possiamo partire con la Serie A, così affrontiamo subito il primo tema e mandiamo dalla regia risultati e classifica, così partiamo con il nostro giornale sportivo, partiamo dalla testa che è la Serie A, e dopo sentiremo mister Nicola. Questi risultati, vai Franco. Allora, hanno mandato i risultati di Lega Pro, però tu forse avevi chiamato il Serie A. Va bene, questi li possiamo allora togliere in soleonetti, partiamo dalla Serie A. Possiamo dire che il Crotone ha vinto una partita in casa molto importante contro il Benevento, era una partita, voglio dire, tra squadre di bassa classifica. Lo scontro diretto. Era uno scontro diretto e naturalmente il Crotone è riuscito a superare per 2-0, non abbiamo comunque in questo momento il pannello, va bene, pannello, e quindi io direi di fare un giro con i nostri ospiti. Sì, magari introduciamo prima mister Nicola, dicendo solamente che era una gara praticamente che il Crotone doveva vincere, perché è uno scontro diretto. Il Benevento 0 punti in classifica, 6 partite, nessuna vittoria, praticamente completamente a secco. Il Crotone che è arrivato a 4 punti ed è fuori dalla zona rossa grazie a questa prima vittoria. Sentiamo prima mister Nicola e poi un giro di studio e sentiamo tutti i graditi ospiti. Nicola. Abbiamo avuto, secondo me, nel primo tempo la possibilità di andare cospicuamente in vantaggio, e un po' troppo per frenesia, alle volte proprio la frenesia di voler subito andare in vantaggio che ci porta a sbagliare, magari anche a non essere tranquillissimi nella scelta finale o magari nel gesto tecnico. Però obiettivamente oggi abbiamo saputo soffrire anche in un certo periodo della partita, aiutandoci tutti. Oggi ho visto di nuovo quello che peraltro era stato con l'Inter. Io l'ho detto prima della partita: se noi facciamo un certo tipo di prestazioni, probabilmente contro le grandi squadre diventa dura, perché vincere, anche se non è mai detto, contro quelle con le quali possiamo competere diventa dura, perché si fa sempre fatica, ma si ha più probabilità di arrivare al risultato di vittoria. Allora, io sentirei subito gli ospiti, anche perché
come ha sottolineato il mister, uno dei nuovi acquisti, uno dei potenziali, possiamo dirlo anche giovani che potrebbero esplodere e stanno per esplodere in questa squadra. Il Crotone è sempre stata una piazza che ha offerto grandi giocatori. Mandragora che ha fatto un gol capolavoro. Mister, hai visto penso la partita, e questo Crotone insomma 3 punti doveva fare, 3 punti ha fatto, insomma sul velluto non dico tanto, però mancava mezza difesa, il caso Lucioni che antidoping un po', veramente l'ha anche messa un pochino male. Sì, ma ha fatto 3 punti tra l'altro che valgono 6, perché sono scontri diretti sempre difficili da affrontare e da portare a casa. Ritengo che abbia raccolto quello che comunque Nicola continua a seminare, perché sta facendo un ottimo lavoro anche quest'anno. Ci vuole pazienza, non si può pretendere dal Crotone che insomma le partite che deve vincere sono queste. Le ha vinte anche meritatamente secondo me, perché al di là della modo di gioco ha fatto 2 gol di ottima fattura e sono come hai detto tu, evidenzia il fatto che anche quest'anno secondo me il Crotone metterà in risalto qualche giovane come Mandragora appunto. Aldo Genova, allora, che cosa tu hai sempre parlato di un Crotone diverso rispetto allo scorso anno, più quadrato, più equilibrato. Ieri finalmente è arrivata questa prima vittoria contro una diretta concorrente, quella che sarà per il futuro campionato, che è appunto il Benevento. Come l'hai incontrato? Io penso che, come diceva il mister, questi scontri diretti, quando giochi soprattutto in casa, li devi portare a casa i 3 punti. Il Crotone ci è riuscito, io ho visto la partita anche ieri, onestamente mi è piaciuto, il Benevento è a 0 punti, il Crotone è quarta in classifica in condominio con il Sassuolo, quindi si è messa anche in una posizione leggermente più tranquilla a 4 punti. Adesso deve continuare a cercare di fare risultato su risultato, punto su punto, giocarci tutte le partite come li sta giocando, perché anche quando ha perso alcune partite onestamente non meritava, probabilmente un punticino in più lo poteva avere, però 4 punti sono importanti, si è messo lì e speriamo che il Crotone, che secondo me è l'orgoglio della Calabria, possa riuscire anche quest'anno a salvarsi, perché avere la Calabria, una squadra in Serie A come il Crotone, non è cosa di tutti i giorni. Vittorio, rispetto all'anno scorso praticamente noi abbiamo un anno di esperienza in più, mentalità sicuramente da Serie A e anche una classifica migliore. Anzitutto buon pomeriggio. Sì, il Crotone ha probabilmente fatto un salto di qualità rispetto allo scorso anno, perché è proprio l'annata trascorsa che gli ha dato maggiore consapevolezza, maggiore esperienza. Sì, con i giovani sbaglia poco, lo scorso anno il mercato è stato offuscato da una stagione abbastanza strana. Mandragora è un giocatore sul quale la Juventus punta tantissimo, è un ragazzo 97 che è un centrocampista che può giocare anche in difesa, è stata la spina dorsale dell'Under 20 italiana ai mondiali, è un ragazzo di prospettiva, faticherà ancora il Crotone perché è un campionato difficile e, come diceva bene Pippo, insomma, il Benevento non era forse l'avversario più ostico, però bene aver vinto, i 3 punti erano fondamentali, a maggior ragione per questo. E nel prossimo turno la SPAL dirà, perché il Crotone dovrà recarsi a Ferrara contro la SPAL. È chiaro che a questo punto, dopo aver introdotto il Crotone, caro Pippo, io direi passiamo alle dolenti note. Alle dolenti note, perché gran parte, lo dico a beneficio di chi ci sta guardando, sarà dedicata da gran parte della trasmissione a quella che è l'attualità del Cosenza Calcio, con l'imminente esonero del mister Gaetano Fontana. Pippo, allora, introduci tu, così andiamo a vedere poi i risultati. Vengo da Siracusa, lo diciamo, eravamo solo io e Giuseppe Milchio, altre cose non c'è nessun altro collega da Cosenza, tutti parlano, dicono, fanno dirette, fanno cose, poi alla fine eravamo sempre e solo noi due a girare, a seguire la squadra, ma un dovere professionale ce lo obbliga a farlo, perché davanti alla televisione poi non noti quelle piccolezze che si vedono in campo quando la telecamera non inquadra dove sta giocando il pallone. Fra queste piccolezze c'è stato anche qualche particolare importante, come quello di San Domenico, che praticamente dopo il gol è andato un po', non dico a spottere, ma quasi, verso la panchina del Cosenza. San Domenico, lo vogliamo ricordare, giocava la scorsa stagione a Castellammare di Stabia con la Juve Stabia. Se la regia prepara il contributo di San Domenico, praticamente questa è stata la ciliegina di una torta, io la definisco avariata, perché San Domenico
è stato messo da parte da Fontana e per lui è stata una rivalsa. Con i suoi 2 gol il Siracusa, una squadra non proprio temibilissima, dove abbiamo tanti ex, vi ricordate Orazio Spinelli, l'argentino in Serie D del Cosenza, Lele Catania, tanto di cappello, Lele Catania tra altre cose trasformato, sembrava un ragazzino, scappa a Didda, se ne va tipo Statella, se ne va sul fondo, cross in area, mette un pallone libero sull'altro palo, sul palo poi guardato da Perina, dove ci sta Corsi a guardarlo, si alza di testa e mette in rete. Rimani un po' interdetto, c'è qualcosa che probabilmente non funziona. Questo per dire che molti giocatori praticamente del Siracusa magari verranno avanti, ma vecchietti nel senso buono, non voglio essere cattivo, perché oggi si corre tanto in Lega Pro. Ma per esempio Catania, tra altre cose, scoperto con questo sinistro, perché ha fatto il cross di sinistro e il gol di sinistro. Vabbè, ma Catania c'è il Catania che, se lo può permettere. Lo ricordiamo. Sentiamo prima San Domenico e dopo lo commentiamo, questo per introdurre che c'è qualcosa evidentemente fra spogliatoi e giocatori che non funziona nel Cosenza. Sì, volevo chiederti anche una sorta di rivalsa la tua, no? Nei confronti di Fontana con cui non è che andavi molto d'accordo. Ma a Castellammare diciamo è stata una parentesi negativa per me, al di là che ho fatto pure 4 gol quando sono andato via da Castellammare, ma giustamente il mister Fontana l'anno scorso a gennaio ha fatto le sue scelte, mi ha detto che non facevo più parte del suo progetto, quindi sono andato via. Giustamente fa parte del calcio, la ruota prima o poi gira e oggi gira dalla mia parte. Franco, la ruota gira, eh? Eh sì, ma io volevo ricordare agli amici che ci seguono da casa, sono numerosi in tutta la Calabria, anche in parte della Sicilia, che l'anno scorso Fontana vinceva, guarda caso, 2-0 con la Juve Stabia a Siracusa. Signori miei, ha perso 3-2. Sabato pomeriggio vinceva 2-0, ha perso 4-2. Ma al di là di questo l'esonere, che io vorrei parlare poi con mister Gagliardi, con Aldo Genova, il nostro compagno di col collega Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud, da dove nasce? Da dove nasce eventualmente questo esonero e perché nasce? Perché la squadra era stata costruita in un certo modo, però nelle prime 5 giornate di campionato, signori miei, la squadra si ritrova con 2 soli punti in classifica e in penultima posizione, quello che non si aspettava sicuramente il presidente Guarascio, che non si aspettava il popolo rossoblu, che non ci aspettavamo noi addetti ai lavori. Quindi questo progetto Fontana Trinchera, lasciatemelo dire, dopo 5 giornate di campionato è fallito e quindi lo andiamo a sottolineare, perché se si cambia un allenatore, non arrivano i risultati, si cambia e si mette in dubbio anche il direttore sportivo, è chiaro che... Dopo 3 mesi di preparazione. Esattamente, poi. Il presidente Guarascio che aveva dato piena fiducia e carta bianca a questi 2 e si viene meno a quella che è stata la fiducia, è chiaro che il progetto è fallito. Poi parleremo anche del presidente Guarascio, perché il budget che ha messo a disposizione quest'anno Guarascio è superiore, bravo, a quello dello scorso anno. Pippo, a te la parola e poi... No, io direi di far sentire subito un addetto ai lavori, perché quando parliamo di spogliatoio molte volte veniamo accusati noi giornalisti che andiamo, è vero Vittorio, che andiamo a sfriculiare e dire no, ma voi raccontate delle bugie, cose che non sono vere. Però il Mondolo che insegnava che ci sono cose che si possono dire e cose che non si possono dire, ma il campo evidenzia evidentemente cose che non funzionano. Mister, cosa succede quando un tecnico non ha tutti i giocatori dalla sua parte? Diciamo che questo lo apprendo adesso, io non so se è vero oppure no. Difficilmente io penso che un giocatore vada comunque contro la squadra, perché alla fine andando contro l'allenatore va contro la squadra. Ma io guardo il campo, ieri sabato ho visto una partita dove il Cosenza ha iniziato bene, ho visto una squadra che è partita aggressiva, ad attaccare alto, con la voglia di fare bene, e secondo me in alcuni casi è stato l'eccesso che le ha portato a fare errori, perché il primo gol nasce, vero, Perina magari prende gol sul proprio palo, Corsi si è dimenticato dell'avversario, ma ci sono 3 persone su Catania, 3. Quindi l'eccesso ha portato che non il raddoppio, addirittura la tripla marcatura ha lasciato poi a Catania libero di crossare come meglio poteva e voleva, ed è il primo errore da sottolineare. Nel secondo ancora peggio, perché
È Mister, vero ti chiedo che... scusa, poi andiamo a vedere gli highlights, poi ce li commenti questi errori sugli highlights, perché magari la gente che non li ha visti dice "Ma cosa sta dicendo?" Giustamente, comunque vai avanti e poi vediamo gli Io non highlights. posso ecco, diciamo, rispondere al primo perché non so se esiste un problema di spogliatoio, però non potete non sottolineare che ciò avviene quando non avvengono i risultati, quindi è chiaro che poi su una rosa di 20 giocatori, laddove il Cosenza quest'anno ha il piacere di avere a disposizione anche giocatori importanti, no? A partire dal nostro Statella e altri 4-5 che restano fuori, nessuno mai è contento quando non gioca e di conseguenza poi viene fuori quando i risultati non vengono. Io sentirei Vittorio prima di Aldo, anche perché Vittorio è un altro, voglio dire, giustamente collega, dice la verità. Il giornalista non è che sta lì a fare opinione, racconta quello che sente e magari molte volte le voci a noi ci arrivano dai giocatori, non lo diciamo, più lo diciamo più lo neghiamo, perché non è che ci inventiamo le notizie, c'è qualche problema. Qualche giocatore evidentemente non stava bene, nel senso che non aveva un buon rapporto probabilmente con l'allenatore, o mi sbaglio Vittorio? Sì, allora, l'argomento è un po' complesso e sicuramente il mister Gagliardi ha più contezza di noi di cosa possa avvenire in uno spogliatoio. Di sicuro qualcosa si è rotto sin da subito, già dalla partita col Monopoli mi verrebbe da dire che è come se questo allenatore non fosse mai entrato sotto la pelle della squadra, di ogni singolo giocatore, come se non avessero recepito i dogmi di Fontana. Questa è sostanzialmente diciamo, la situazione. È chiaro che dopo la conferenza stampa pre-Siracusa, soprattutto chi ha i capelli un po' più bianchi, magari già sapeva come sarebbe andata, sostanzialmente perché quando un allenatore scaglia la croce addosso ai giocatori, come è stato fatto dal tecnico Fontana, che ha tirato un paio di stilettate prima al capitano Corsi, poi allo stesso Statella, sicuramente è quasi come se fosse il canto dal cigno. Poi è chiaro che i risultati, in questo caso la terza sconfitta su 5, fanno il resto. Forse ne parleremo dopo, però intanto posso dirvi che per il presidente Guarascio non è stato affatto facile prendere questa decisione. Lui l'ha difeso a spada tratta, ricordo durante la presentazione che disse proprio abbiamo preso uno bravo e preparato, forse non si era mai esposto così tanto con un allenatore. È stata una decisione tormentata alla fine, dopo il lungo vertice notturno che c'è stato ieri con il DG Federico, è maturata questa decisione che è comunque arrivata pochi minuti fa, nel senso che il Presidente ha resistito ancora qualche ora prima di prendere questa decisione. Io volevo aggiungere questo perché, ecco, se mi date la camera, grazie, è intervenuto anche il sindaco in questa situazione, che salutiamo, il sindaco di Cosenza, l'architetto Mario Chiuto, perché domani presenterà all'Ance di Roma il prospetto del nuovo stadio, quindi esattamente... E quindi lui ci teneva a fare bella figura, non naturalmente con questa posizione di classifica del Cosenza. In questo caso ci ha parlato Aldo Cennamo, però io volevo fare una domanda anche ad Aldo, che è la seguente. Io già alla vigilia ho toccato con mano la situazione, considerato un po' di esperienza dei capelli bianchi, perché quando Fontana poi è andato a dire, a domanda nostra precisa, se Statella ci stava o meno nel 4-3-3, ha risposto che aveva giocato tutti i bonus, che doveva dimenticare i 14 gol dell'anno passato e che doveva resettare e ricominciare da capo. Così come non mi è piaciuto l'aggettivo che ha usato nei confronti di Corsi, quando ha detto è stato indegno, così come è stata indegna la sua espulsione a Monopoli, cosa che non doveva succedere. Aldo, da capitano, a te la parola. Ma io penso che qui qualcuno dovrà rendere conto sulle informazioni che ha dato su Fontana all'inizio, quando il Cosenza cercava un allenatore. Il Presidente, che quest'anno ha investito e voleva cambiare passo per quanto riguarda il Cosenza, ha avuto notizie, informazioni da qualcuno che ha presentato Fontana come l'allenatore che poteva fare al caso del Cosenza. Il Presidente si è fidato probabilmente di queste persone e ha pensato di prendere il meglio che in quel momento c'era sulla piazza. Io onestamente, io l'ho detto anche in questa trasmissione, per me Fontana non era un allenatore che io conoscevo come un allenatore importante, che abbia come curriculum di un certo spessore, però Presidente siamo stati lì all'Hotel Europa, abbiamo fatto
una bellissima presentazione, Scarpelli ricordava le parole del Presidente, encomiabile e via dicendo, però noi che viviamo il calcio e con voi giornalisti che vivete il calcio e anche conoscete bene i meccanismi del calcio, già dall'inizio noi avevamo grandi perplessità sul modulo che veniva a mettere in campo Fontana a Cosenza, perché avevamo pensato, noi che non giochiamo più al calcio ma che abbiamo i capelli bianchi, che questo modulo per questi giocatori che sono bravi, importanti, perché ci sono giocatori importanti come il mister anche diceva, probabilmente il modulo che Fontana metteva in campo era un modulo che non aveva le condizioni per poterlo sopportare questo spogliatoio. Secondo me proprio da qui è venuta il distacco tra allenatore e giocatori e spogliatoi, cioè nel momento in cui tu metti in campo, mantieni in banchina Statella, Loisio ed altri, che ce ne sono tanti, magari i due sinistri, quei due sinistri, ma Pinna allora a e quel Dorazzi. punto ci può essere una ribellione dal punto di vista di ma come io sono stato, per cui alla fine voglio dire, è chiaro che oggi il Presidente è in grande difficoltà, perché lo capisco, perché adesso il Presidente deve affrontare il bisturi, deve prendere, ha già preso credo, io ho questa notizia già dalle 11 per la verità, una decisione importante. È come un capo d'azienda, è come un manager, il Presidente è un manager, nel momento in cui si accorge che la sua azienda incomincia a non tirare più, incomincia ad avere sofferenze, deve avere il coraggio, anche se c'è l'affetto, c'è l'amicizia, ci sono le amicizie che Fontana si porta dietro probabilmente da Firenze per essere un pochino più schietti e più chiari, deve affrontare il bisturi, e questo quando affronta il bisturi è chiaro che fa male. Per non far male ci deve mettere Franco qualcosa per attutire la cosa. È chiaro che, e chiudo, l'allenatore nuovo che dovrà venire, perché adesso Fontana va via con 4-5 persone che si è portato dietro, si deve trovare un allenatore che faccia la differenza di livello, il salto di qualità, il livello, un allenatore che abbia un certo curriculum, un certo carisma, che venga a Cosenza ambiziosamente per cercare di risollevare le sorti di questa squadra, e probabilmente il codazzo dell'allenatore non deve essere quello, perché a Cosenza si può trovare a Cosenza già un vice allenatore, quindi abbiamo uno molto bravo, scusami se mi permetto di fare il tuo nome, ci saranno direttori sportivi di Cosenza che sono bravissimi, Bene, ci saranno abbiamo la notizia, Scusami. Franco, abbiamo una notizia importantissima. Abbiamo una notizia importantissima perché il Presidente ha comunicato a Trinchera di comunicare a sua volta a Gaetano Fontana l'esonero, quindi l'abbiamo già detto. 15 e No, è 25 ufficiale. l'avevamo anticipato. Sì. Adesso Quindi è io ufficiale. ho chiuso. L'avevamo anticipato. Dunque, io una cosa però rispetto Pippo, molto stringate a quello anche che gli interventi. c'erano stringati, non tutte le colpe sono dell'allenatore, in campo ci vanno anche i giocatori ed è tutto un insieme di cose. Fontana è stata data la possibilità di mettere in pratica delle sue idee molto belle, però a mio avviso gli uomini non erano adatti per le sue idee, anche perché lui gioca senza regista, il fatto stesso che ha sempre fatto un po' queste, non dico queste sperimentazioni, cambi poi incredibili. Caccavallo mandato via, che era l'unico che ti premeva sulla faccia. Pippo, scusi, posso metti interrompere un Pinna attimo? per quando sei Pippo, già ti posso sul 2-2. interrompere un attimo su questo Problemi che argomento. No, scusa, allora è anche andato poi in bambola successivamente, questo c'è anche da dire, perché quando sei con l'acqua al lavoro e non ti arrivano i risultati, alla fine cerchi di studiarle tutte, o mi sbaglio? Però Pippo, scusami, posso su questo che dici, però scusami, mi consenti, anche Allegri alla Juventus non aveva un modulo, e poi cioè un allenatore non può conoscere. Vabbè, ma lei io credo che Fontana non sia quello ma che se tu non conosce lo solo, ne sperimentavi, conoscerà purtroppo altri, non puoi dirgli ma se tu niente. c'hai solo un modulo e ti accorgi che questo modulo per questi giocatori che sono bravi non è portato, tu devi avere la capacità, l'umiltà, l'intelligenza, la forza di questo modulo a Cosenza non va bene, cambiamo modulo, oppure può darsi che non ce l'hai la possibilità e quindi vai a casa. Come è giusto che Aldo, vai a scusami, casa. allora ripetiamo la notizia, al di là del modo, non ufficiale. la Scusami, notizia Pippo, che è sì, ufficiale, tranquillo. che il Presidente ha comunicato a Trinchera e diceva di comunicare a sua volta a La Fontana. società lo sta comunicando in questo momento Esatto, ufficialmente. l'esonero ufficialmente, sulla quindi l'allenamento di oggi pomeriggio sarà Affidato a Occhiuzzi. diretto da Robertino Occhiuzzi. E detto questo andiamo a fare un po' a ricapitolare quelle che sono state le 5 giornate di campionato, 2 soli punti, 2 pareggi, mai una vittoria. Mi
Mister Gagliardi, allora probabilmente nasce da tutto questo l'insoddisfazione del popolo rossoblù, sui social neanche a parlarne, però io vorrei dire una cosa. Pippo giustamente dicevano tutte le colpe sono di Fontana, d'accordo Pippo, però anche le mail che sono arrivate, esatto, le mail che sono arrivate parlano anche di un Trinchera messo sul banco degli imputati anche da parte del Presidente, perché ha dato carta bianca a lui e a Corvino, ma signori miei, Corvino quali giocatori insieme a Trinchera hanno portato a Cosenza? Tutto il rispetto, se cambieranno da domani in poi faremo mea culpa e ammenda, per carità, però ha portato un difensore centrale che si chiama Pascali, e la gente rimpiange Blondette e Tedeschi, Idda che fino a questo momento non si è espresso come dovrebbe, Loviso che non si è espresso, insomma finora signore miei è stata una campagna acquisti se vogliamo, e qui lo chiedo agli ospiti, che ha lasciato a desiderare. Ci vai pesante dentro, Franco. No, ci vado pesante perché finora non hanno dato quello che, perché sono giocatori di qualità. Franco, se posso, io credo anche... ha detto quindi una cosa, come dici tu non sono solo le colpe di Fontana, questo voglio dire. Sacrosanta, Aldo, secondo me, gli integralismi nel mondo del calcio non vanno bene, ed è da tempo che questa squadra con questo modulo non funziona, probabilmente sin dall'inizio, perché andiamo nello specifico, poi abbiamo qui un mister, un tecnico che potrà correggerci, un giocatore come Statella che di natura ha bisogno di campo, non può giocare quasi spalle alla porta, deve avere 40-50 metri davanti a sé, per dire. Come altri giocatori come Idda non vuole fare il terzino, lo ha detto pubblicamente in conferenza ed è stato proposto più volte da terzino. 2 terzini sinistri squadra e viene inserito Corsi lì. Ecco, sono tutte queste forse queste situazioni unite al fatto che non voglio credere che il signor Loviso e il signor Bruccini siano questi, bravo. Non voglio crederlo assolutamente, quindi un po' è andata così. Credo che il direttore sicuramente avrà una seconda opportunità, come tra l'altro fa giurisprudenza il caso Meluso. Ricordo che all'inizio la squadra andò malissimo, con un allenatore poi all'epoca come Roselli che riuscì a rimettere a posto un po' di cose, gli stessi identici giocatori, arrivò solo Cesca, subentrò, la squadra arrivò 10ª, ma da quando arrivò Roselli forse era molto più in alto, e anche vinse anche una storica coppa, quindi probabilmente... sulla bocciatura dei giocatori bisognerebbe aspettare quantomeno la controprova. Di sicuro io credo che questo 4-3-3 così diciamo spregiudicato non sia proprio il modulo che calzi a pennello per questa squadra. Ripeto però, mi riservo di aspettare forse magari il commento di un mister che ne sa sicuramente più di me. Penso che il mister Gagliardi è l'unico, come dire, che può dire, noi la vediamo da giornalisti ovviamente dall'esterno, le dinamiche del campo le conosce solo l'allenatore. Allenatore o giornalisti, io ritengo che innanzitutto l'esonero di un allenatore è una sconfitta per tutti, questo non si deve dimenticare, perché paga l'allenatore ma perché è l'anello più debole della catena. E allora interrompiamo mister Gagliardi. Subito dopo la pubblicità. C'è la pubblicità, dobbiamo fare... Pippo, c'è la pubblicità, però devo dare una notizia che dopo avremo la diretta telefonica con il Corriere dello Sport. Subito, dopo c'è una diretta. Non cambiate canale perché la cosa bolle. Non cambiate canale, pubblicità. Ho comunicato... Allora, rientriamo nuovamente in studio per questa seconda parte di replay, la notizia del giorno è l'esonero di Fontana, caro Pippo, che la società ha comunicato... del minuto, ad horas. Esattamente, ha comunicato 10 minuti fa, e l'allenamento di questo pomeriggio sarà diretto da Robertino Occhiuzzi, in bocca al lupo per lui. Il nome del nuovo allenatore, dice il sito del Cosenza Calcio, sarà comunicato nelle prossime ore. Io nel frattempo direi di collegarci, caro Enzo Leonetti, che ringraziamo alla regia, insieme a Michele Cava alla Camera e a Giuseppe Costanzo alla messa in onda, con la sede centrale del Corriere dello Sport Stadio di Roma e nella fattispecie con il caporedattore della Serie C Vincenzo Sardu, il quale ci dirà anche di altre panchine bollenti come quella del Gubbio, via Cornacchini probabilmente arriverà a Torrente, ci dirà le ultime anche sulle Calabrese e del Cosenza in particolare. Nel frattempo stava parlando mi pare Gianluca Gagliardi. Abbiamo la telefonata? Ancora no. Ancora no. Ancora no. Mister Gagliardi. Sì, stavo dicendo che un esonero è sempre una sconfitta di tutti, perché se è vero che Fontana è un integralista alle sue idee, è pur vero che
il progetto dovrebbe nascere da qualcuno che interroga l'allenatore chiedendo tra l'altro quelle che sono le sue idee di gioco, quindi tattiche, tecniche e i giocatori che vorrebbe a disposizione per questo tipo di gioco. Perché poi, piaccia o meno, ci sono due tipi di allenatori, chi è legato al suo modo, chi invece ha all'abilità di modulare il modulo a seconda i giocatori che ha a disposizione. Essendo Fontana uno di quelli che predilige, ecco, il primo discorso, quindi bisognava rendersi conto o saperlo prima per evitare queste situazioni. Quindi quando si costruisce una squadra io dico che ci devono essere i ruoli già ben definiti, vale a dire se il direttore sportivo viene preso, il direttore sportivo deve scegliere l'allenatore in modo tale che poi si danno le giuste responsabilità a chi di dovere. E oggi che paga l'allenatore, diciamo, è una legge del calcio, ma sappiamo tutti che non può essere solo colpa dell'allenatore. Non può essere solo colpa dell'allenatore. In attesa di collegarci con Corriere dello Sport, io inviterei la regia, abbiamo 2 numeri di telefono, se uno dovesse risultare occupato magari proviamo sull'altro per capire le ultime novità anche a livello del panorama nazionale. Allora Pippo, Aldo ha già espresso la sua opinione, in questo momento aggiungi qualcosina perché poi ci colleghiamo col collega Antonio Clausi al San Vito per vedere che ambiente c'è. Ma io, allora, cominciamo a dire che l'esordio di Fontana era già nell'aria. Io l'avevo detto lunedì scorso che se malaguratamente avessimo perso, come abbiamo perso malamente diciamo anche a Siracusa, purtroppo era doveroso da parte della società, 2 punti in classifica, penultimi in classifica, gol fatti pochissimo, gol subiti tantissimi. La peggiore difesa del campionato con 10 reti. Non dico drammatica, ma una situazione veramente seria, alla quale bisognava porre rimedio. Purtroppo in questi casi, caro mister, tu mi insegni, a pagare sempre è l'allenatore, però ogni tanto l'allenatore ci mette anche del suo, perché quando una società ti dà fiducia, tu devi avere la capacità di saperla ripagare questa fiducia. Se tu ti accorgi che il modulo non è confacente ai giocatori che hai, devi avere la capacità di cambiare. Grazie Aldo. Grazie Aldo. Grazie. Allora abbiamo il collega Vincenzo Sardo del Corriere dello Sport, caporedattore. Vincenzo, ci sei? Buonasera. Ciao Franco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie Vincenzo. 5 minuti fa è arrivata la notizia sul sito ufficiale del Cosenza Calcio dell'esonero di Gaetano Fontana. In serata sarà comunicato, speriamo che non facciamo le ore piccole, il nome del nuovo allenatore perché il Presidente sta vagliando questa situazione. Era nell'aria, dicevano gli ospiti, abbiamo Gianluca Gagliardi insieme ex allenatore del Cosenza Calcio e della Triestina, abbiamo il collega Pippo Gatto, co-conduttore insieme a me, abbiamo il nostro compagno di viaggio e d'avventura, l'opinionista Aldo Cennomo e il collega di Gazzetta del Sud Vittorio Scarpelli. Stiamo mettendo a fuoco questa situazione, dopo 5 giornate la peggiore difesa del campionato, 2 punti, il Presidente ha investito tanto in questo Cosenza Calcio, però ai noi non sono arrivati i risultati. Come inquadri tu la situazione, Vincenzo? Beh, hai già detto quasi tutto te, nel senso che la squadra questa prima parte della stagione sicuramente non ha soddisfatto, non ha risposto alle attese, non soltanto il Presidente e i tifosi, insomma, suppongo anche quelle dei diretti interessati, cioè dell'allenatore, l'ex allenatore e dei giocatori. Cosa può essere successo? L'impressione è che questa difesa che non ha risposto secondo le attese probabilmente ha due spiegazioni possibili. La prima, gli uomini non erano adatti al modulo di Fontana. La seconda, che probabilmente Fontana, il gioco di Fontana non era adatto agli uomini che si ritrovava. In questi casi qua c'è sempre un doppio modo di vedere la situazione, cioè se l'allenatore è convinto del suo gioco deve comunque poter contare sui giocatori adatti a quel gioco là. Se i giocatori adatti a quel gioco non ce li ha, o lui cambia o altrimenti sono problemi. Mi dà l'impressione che il Cosenza sia incappato in quest'ultima situazione, cioè Fontana aveva delle idee chiare, precise, voleva quel tipo di assetto,
una squadra che pensava molto a costruire e che magari concedeva un po' troppo alla scopertura in difesa, o comunque non si è ritrovato con i giocatori adatti per fare quel tipo di gioco difensivo che avrebbe permesso alla squadra di supportare lo sforzo offensivo, però lì non si è più ritrovato lui. E quindi la cosa gli è un po', dal punto di vista dei risultati e dell'efficacia del gioco, gli è sfuggita di mano, perché poi vedi che la squadra segna, però imbarca troppo. Pippo Gatto, allora vogliamo fare un giro di domande al collega Vincenzo Sardu? Certo, visto anche dall'autorevole posto in cui occupa, Sardo ovviamente avrà avuto qualche indicazione. Qua si parla molto di Mister D'Angelo come successore. Hai altre informazioni? Tu che stai un po' più, come dire, in una relazione, avete molte più antenne rispetto alle nostre? Ma la notizia, come spiegava Franco, è appena arrivata, di conseguenza sì, è vero che già ieri notte un po' si annusava nell'aria la forte possibilità di un esonero per Fontana, però tra ieri notte e poco fa diciamo che la situazione non è lievitata al punto tale da poter avere degli identikit precisi. Io suggerirei però appunto una fisionomia del prossimo allenatore del Cosenza, che necessariamente a questo punto deve avere due caratteristiche precise. La prima, quella di conoscere quanto più possibile l'ambiente, cosa che potrebbe essere pertinente a un ex allenatore, cioè uno che è stato già in passato a Cosenza o che comunque conosca molto bene l'ambiente di Cosenza. Seconda dote essenziale è un allenatore che possa praticare un tipo di gioco adatto all'organico presente in questo momento, perché ora l'organico, almeno fino a gennaio, non lo puoi cambiare. Giusto. È ovvio che con una partenza così i sogni di gloria sono belli che andati, magari puoi rientrare nel giro a livello di playoff, indubbiamente per i sogni più ambiziosi, quelli ambiziosissimi, Cosenza già ci ha rinunciato da ora, però se si riesce a trovare un allenatore che è capace di valorizzare le caratteristiche dell'organico a disposizione, magari siamo ancora a settembre, si può avviare un tipo di discorso che potrebbe portarti ai playoff con determinate potenzialità. Senti Vincenzo, ci sono i colleghi qui e gli amici in studio che naturalmente vogliono porti una domanda a testa. Partiamo con Mister Gagliardi. Sì, salve, buonasera, forse Buonasera, mister. Va bene così. No, sostanzialmente avevo appena detto la stessa cosa, nel senso che al di là del mestiere che ognuno di noi fa, vedendo e conoscendo le caratteristiche dei giocatori del Cosenza, poteva nutrire dei dubbi su alcuni, tra l'altro anche importanti come Statello, che potevano avere delle difficoltà. Ciò non significa che non può o eventualmente il giocatore fare in modo, insomma, da integrarsi anche in un modulo di Fontana. La domanda più che altro è un'altra. Si sa che quando si sceglie un allenatore si parte da un progetto che rispecchi le idee dell'allenatore, se si vuole prediligere questo, altrimenti si chiama un allenatore e si dice questi sono i giocatori, che intenzione ha, in modo tale che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Io ritengo che Fontana forse, dico forse perché non so quello che è successo, ma se ha sbagliato per difendere le proprie idee. Da qui il dubbio se questo era stato dichiarato prima oppure no. Beh, mister, questo non lo possiamo sapere, chiaramente lei dice benissimo, lasciando un po' il dubbio sul possibile dialogo che c'è stato tra il patron Guarascio e Fontana al momento del suo ingaggio. Chiaramente non può sapere nessuno il contenuto di quel dialogo lì. Dico però, mi permetto di aggiungere un'altra possibilità che non va trascurata, ovvero d'accordo, un allenatore viene ingaggiato, questi sono i giocatori, sono convinto di aver preso i giocatori giusti, cioè il presidente, l'allenatore credono in quei giocatori, ci sta pure la possibilità che qualche giocatore poi alla prova dei fatti non si riveli all'altezza o comunque attraversi
delle difficoltà che poi mandano un po' a monte il progetto tattico. Se questo succede per un giocatore, bene, si può rimediare. Se succede per 2 o per 3 è un problema. Io adesso questo non so cosa possa essere successo nel dettaglio a Cosenza. Mi dà l'impressione però che tra il progetto iniziale, o almeno la strategia iniziale, e la pratica avvenuta in queste prime 5 giornate di campionato ci sia parecchia differenza, cioè il saldo è nettamente negativo, di conseguenza non mi sorprende più di tanto il fatto che si sia arrivati a un divorzio, fermo restando poi che comunque sono d'accordo con chi sostiene, attenzione, non è che può sempre pagare un allenatore, o comunque anche se paga sempre l'allenatore magari le colpe sono pure di altri. L'auspicio che posso avere per il Cosenza, ripeto, che si trovi un allenatore il cui modo di giocare sia un po' più adeguato ai giocatori che il Cosenza ha in organico. Diciamo che questa prima parte che è andata avanti finora può servire come esperienza per una lettura diversa delle caratteristiche di gioco del nuovo allenatore. Chi vogliamo sentire? Aldo? Io sono d'accordo con lei perché già nelle precedenti trasmissioni che facciamo qui a TEN e questa avevamo già pensato che il modulo di Fontana non era adatto a questi giocatori o viceversa, ma la domanda mia è questa: l'allenatore che dovrà prendere il Cosenza, secondo me, non è un allenatore tanto per accontentare la piazza, ma ci vuole un allenatore importante, di categoria e capace di conoscere, come giusto dice lei, anche e soprattutto l'ambiente. Se sulla piazza c'è un allenatore di questa portata è bene, altrimenti bisogna, se si vuole adattare ci si adatta, perché ce ne sono tanti in libertà, però un allenatore importante il Cosenza lo deve assolutamente cercare, senza probabilmente per la fretta, perché altrimenti si può di nuovo sbagliare e questa volta non si può sbagliare. La domanda è questa. Sì, sono assolutamente d'accordo, ma quando io parlavo di un allenatore che conosce l'ambiente, non mi riferivo all'allenatore che ha come unica caratteristica quella di conoscere l'ambiente. Il fatto di conoscere l'ambiente è sicuramente un vantaggio in più che secondo me in questo momento, se possibile, va sfruttato per cercare di ridurre il margine di difficoltà che un tecnico si trova subentrando, perché il mister sicuramente lo sa, adesso non ricordo quante volte in carriera gli sarà capitato di subentrare, però comunque una rincorsa ad handicap partendo da una posizione difficile, di conseguenza tutti i vantaggi, incluso quello ambientale, che si possono mettere a disposizione di un nuovo allenatore vanno perseguiti. Poi chiaramente una piazza come Cosenza, signori, non è che gli si può dare un allenatore tanto per dire mi hai uno. Una piazza come Cosenza dovrebbe avere come minimo un progetto, non dico immediato, ma anche a media scadenza, per avere ambizioni di un certo livello. Stiamo parlando di Cosenza, non di piazze di altro genere. Vincenzo, l'ultima domanda da parte del collega Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud, che siamo... Sì, molto brevemente. Intanto il Cosenza aveva seguito la sua pista, tant'è che già allertato da un paio di settimane aveva allertato Mimmo Toscano, che il sogno chiaramente è sfumato subito, Luca D'Angelo, che sono allenatori che praticano un altro tipo di modulo di partenza, di base. Dopodiché la domanda è questa: Guarascio va incontro comunque a un salasso, andando adesso ad esonerare non solo il tecnico Fontana, ma privandosi anche di altri tre pedine a libro paga, quindi parliamo del preparatore atletico, il preparatore dei portieri e del vice allenatore. Ecco, fosse lei in Guarascio, investirebbe ancora tanto, quindi prendendo un allenatore di grido, o seguirebbe, come pare, una strada di basso profilo come Luca D'Angelo per provare quantomeno a salvare capre e cavoli? Io sono sempre del parere che una squadra, le fortune di una squadra non la fanno solo gli allenatori, la fanno gli allenatori e i giocatori. Quindi uno può anche prendere l'allenatore di grido. Ovviamente sto usando un paragone improponibile, però se io chiamo Mourinho e gli dico allena questi giocatori qua, Mourinho allena questi giocatori qua, non è che allena quelli del Chelsea che indossano la maglia del Cosenza. Di conseguenza sì, l'allenatore di grido, quello importante, magari può contare su una preparazione, su idee che possono essere più
più vincenti, mi si permetta questo, però in campo ci vanno sempre i giocatori, di conseguenza occhio, la cosa importante sì, l'allenatore di grido forse dà più rispetto a un allenatore tra virgolette normale, ma io sceglierei sempre un allenatore che ha una filosofia di gioco più adeguata possibile all'organico che si ritrova a disposizione. Fermo restando quindi questa caratteristica, l'eventuale ulteriore qualità che può avere un allenatore è un in più. Benissimo. Cosa può voler fare Guarascio in questo momento non lo so, di sicuro qualcosa deve fare, si decide di rinunciare a Fontana e ai collaboratori, quindi prendere altri professionisti al libro paga, lui sa benissimo che cosa gli costa. Grazie Vincenzo, noi ci aggiorniamo più tardi, nel frattempo andiamo avanti con la nostra trasmissione, grazie per essere intervenuto, buon lavoro. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Allora Pippo. Sì, vai. Prego. No. Io quando dico che le responsabilità, come si dice, eccetera, eccetera, non sono all'allenatore o sono soltanto, non è che voglio indossare le altre cose. Si è parlato di un progetto, giusto, e il progetto nasce quando si siedono al tavolino 2 o 3 persone che possono essere il capo, l'architetto e poi il geometra per fare questo palazzo, ok? Quindi se io ho scelto, ho avuto il tempo di scegliere, eccetera, eccetera, oggi non posso dire abbiamo sbagliato. L'architetto o l'ingegnere cambiamo. Abbiamo sbagliato come tutti hanno sbagliato, quindi compreso anche i giocatori, è un progetto che la classifica parla chiaro, si deve fare marcia indietro, ringraziamo il tecnico Fontana e si va avanti. Questo io non perché da allenatore voglia difendere Fontana che non ce n'ha bisogno, ma perché ritengo che sia una cosa molto antipatica e che fa male per chi ama il proprio mestiere e lo fa per mestiere, appunto. Hai ragione, perché quando poi, caro Pippo, insomma, dopo va via un allenatore dopo 5 giornate, significa, come dicevamo, che il progetto iniziale, quello di partenza, è fallito, è praticamente andato giù, quindi bisogna resettare, ripartire. Un in bocca al lupo al presidente Guarascio, che la scelta sia la migliore in assoluto, come diceva anche Vincenzo Sarto, e noi naturalmente andiamo avanti. Su che cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a vedere i risultati? Secondo me, vista anche la scaletta... Noi alle 16 abbiamo un appuntamento con il collega, te lo ricordo, Antonio Claudio, che ci però, dice... siccome stiamo stravolgendo un po' la scaletta al minuto, vabbè, è estemporaneo dovevamo vedere un po' il disastro di Siracusa con gli highlight. Adesso non so se questo qui lo vogliamo passare anche per commentare, giusto non perché Fontana è il colpevole di tutto, ma ci ha messo del suo alla grandissima, e vediamo come, gli highlights del Cosenza. Ecco qua, si parte con il Siracusa che batte il Cosenza subito a un'occasione. Adesso vediamo subito un pasticcio della difesa, eccola qua, della difesa di casa. I difensori danno la palla al portiere, il portiere si impapera, Bruccini che ruba la palla e la mette dentro Mendicino solissimo davanti alla porta. Questa è una grande papera da Gialappas. La papera del portiere, purtroppo. Sì, ti ha portato in vantaggio, siamo al 3° minuto di gioco, quindi praticamente neanche il tempo di capire di che pasta è fatto il Siracusa, le dinamiche di gioco e tutt'altro. Bruccini pressa sul portiere che perde un po' troppo tempo e Mendicino è lì a 2 passi che la mette dentro. Andiamo avanti, dovremmo avere subito anche questo è il lancio di Caccavallo, un lancio preciso per Mungo, guardate un po', e gol. Siamo al minuto numero 13. E lì dovevi giocare. 2-0 in 15 minuti, noi abbiamo perso a Monopoli prendendo 2 gol in 10 minuti. Abbiamo perso 2-0, non sei stato più capaci di reagire. Potevi giocare sul velluto. Qui a Siracusa invece ti si è complicato la vita, guardate Caccavallo che lancio, voglio dire, guardate dove si trova, e gli fa un lancio da centrocampo, pesca con l'occhio Mungo è bravissimo, stoppa la palla di testa e la mette dentro con l'altro piede. Che gli vai a dire? Questo dovrebbe essere il gol, no, ancora non è questo qui, questa è la traversa di Spinelli che prende la traversa da fuori area. Orazio Spinelli, 33 anni, ha preso la traversa da fuori area. Vabbè, ci sta. Questo invece è Catania che la mette sulla testa di Grillo, Corsi lo guarda. Il pallone entra. Ma la diagonale, signori miei, non si chiude. Corsi a sinistra, lui che è un destro non chiude la diagonale, caro Pippo, hai visto?
Ida più altri 2 come ha detto. Non arriva a chiudere la palla di testa con la diagonale, Catania fa ecco qua, Catania è il tempo, tre difensori sopra, non solo, Corsi è sul giocatore, purtroppo la mette fuori. Non c'è sul giocatore. Corsi su Grillo. Qui siamo ancora, questa è un'altra parata, Pascali sulla linea, para di testa e sbatte con la testa al palo. Praticamente un gol fatto di Pascali, quello che... Ecco qui, come diceva il nostro allenatore, fra 4 giocatori Catania la mette dentro, c'è solo in aria, è guardato da 4 giocatori, non è che c'è niente da dire. Ecco qua. Una grande giocata comunque sia di Catania che della... bella, sì, il primo giocatore, il secondo giocatore, ecco, lui è il poi tempo è lì, è qui di guardare, nessuno che va sul pallone. Palmiero lo ha lasciato tranquillo, ma non è solo Palmiero, tutto quanto il gruppo lì. E qui l'ingresso di San Domenico che spacca la partita. Entra San Domenico, praticamente fa la differenza. Se non sbaglio qui siamo già al gol di San Domenico. Questa palla persa a centrocampo, va sull'altro palo, carambola e gol. Una palla persa a centrocampo. San Domenico non lo faceva giocare Fontana, l'ha riberito. Poi gli è andata pure bene perché guardate un po' che tiro da dove l'ha fatto, ovviamente ha guardato la porta, ha tirato sul palo lontano, Perina sul primo palo, lui tira il secondo palo interno, Carambo, primo secondo palo, palla che va dentro. E qui ci dovrebbe essere l'altra occasione del Cosenza, dovrebbe essere quella di Baclé, che sul palo è anticipato dal difensore, ci vorrà un po' più di grinta e di cattiveria da parte di Baclé. E questo dovrebbe essere l'ultimo gol, il quarto gol, Raffarà che in centro area arriva San Domenico e la mette dentro. 4-2 e tutti quanti a casa. Possiamo tornare in studio? Sì, possiamo tornare in studio. Con il mister che giustamente sottolineava prima, come non sono colpe solo della difesa perché a questo punto palla persa a centrocampo. Ma in generale, Pippo, quando si subisce o si fa un gol c'è sempre un errore al 99% di chi difende. In questa partita ce ne sono stati tanti, così come ce ne sono in tutte le partite e ci mancherebbe altro, però è stata la sagra dell'errore perché in un quarto d'ora una partita che sulla carta dovrebbe essere un po' più equilibrata, dovrebbe giocarsi appunto sull'importanza del risultato, soprattutto per quanto riguarda il Cosenza. Troppe occasioni, solo il primo tempo abbiamo visto 4 gol e altre 4 occasioni da ambo le parti, quindi significa che le due fasi non sono state fatte nel migliore dei modi. Questo voglio dire, lo dicono i numeri al di là del mio pensiero. È altrettanto gravissimo dopo il secondo tempo perché si è avuta la possibilità di respirare, di rientrare con le idee un po' più fresche e invece siamo stati puniti da un giocatore che io ho visto arrende onestamente un po' sovrappeso, un buon giocatore ma un po' sovrappeso, e avere spaccare la partita ma perché c'è stato un errore talmente grave, un passaggio in orizzontale nella tua metà campo, insomma. E tu hai avuto 2 occasioni, comunque con Baclé solo davanti alla porta, invece di schiacciarla, l'ha appoggiata, il pallone sale sulla trave. Sono dettagli, Pippo, 4 gol, non si occasioni devono prendere 4 gol perché poi ne devi fare 5. Assolutamente. La camera, grazie. Abbiamo la pubblicità. No, grazie, c'è pubblicità? Pubblicità e dopo chiamiamo per cortesia Clausi dallo stadio San Vito Marulla per vedere un po' l'ambiente com'è. Grazie, pubblicità. L'ultima, come dire, rientriamo in studio di questa terza ed ultima parte di replay. Noi dovremmo avere in linea, se mi fanno segno dalla regia, il collega Antonio Claus dal San Vito Marulla. Vediamo se c'è. C'è in linea, pronto Antonio? Buon pomeriggio Franco, un saluto a tutti i tuoi ospiti. Allora c'è Pippo Gatto qui come sai con me, ormai c'è Gianluca Gagliardi. Spendiamo le tue labbra Antonio, che succede? Gianluca Gagliardi, presento gli ospiti un attimo, Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud di Altoceno. Allora, descrivici l'ambiente, anche se piove a dirotto. No, è un ambiente abbastanza, come dire, siamo arrabbiato dai, per non entrare in altre terminologie. La società ha pensato bene di impedire anche ai tifosi di assistere all'allenamento posizionando 2 steward davanti alla porta carraia in maniera tale da delimitare il territorio, quindi blindando completamente ciò che avviene all'interno
dell'impianto. Ma dove si allenano? È stato stabilito? No, ancora no, però. Dental House, il dentista di famiglia che aspettavi. Due steward qui all'ingresso della Porta Carraia, prima della sala Bergamini, evidentemente l'allenamento è previsto sul manto erboso del San Vito. Quindi non sappiamo se c'è Occhiuzzi a dirigere. No, tengono lontani sia stampa al momento che tifoseria. Perché è arrivato il comunicato ufficiale, sono di Fontana, però non sappiamo cosa hanno deciso in merito alla seduta di allenamento. No, questo non è dato a sapersi perché, ribadisco, non c'è modo. Antonio, facciamo così, cortesemente noi proseguiamo tranquillamente, il nostro numero te lo avevo già comunicato in precedenza, te lo ribadisco, 84 17 20, se ci sono novità per quanto riguarda l'allenamento e chi lo dirige, se gentilmente fai un colpo di telefono in modo tale che ci dai le ultime, va bene? Va bene, perfetto, un saluto a tutti. Grazie e buon lavoro. Pippo. A questo punto, Franco, andiamo avanti con la scaletta. Che abbiamo dei nomi, arrivano dei nomi. È normale che c'è la riunione fra allenatore, perdonatemi, fra presidente e direttore sportivo, c'è una rosa di nomi, li vogliamo dire, Franco, da lì, dai. Allora, la rosa dei nomi, D'Angelo si è allontanato, ce ne sono tanti di nomi, sono stati scartati quelli di Braglia, è stato scartato anche quello di Calderisi. Quello di Toscano. Al momento Toscano penso anche di sì. E sono praticamente lì per essere contattati, sono stati contattati in questi minuti Pippo Pancaro, poi abbiamo Dionigi, ex allenatore, giocatore della Regina, allenatore ex del Taranto, poi abbiamo Aimo Diana che ha allenato il Melfi, ex giocatore della Regina, e poi c'è anche Franco Pagliari. Mister Gagliardi. Ma io se mi devo sbilanciare penso che sia uno tra Pancaro e Diana, conoscendo anche le idee e soprattutto dovendo tenere presente quello che è l'esborso già fatto, a noi ci piace, mi ci metto anch'io come tifoso, diciamo, pensare ad allenatori solo di nome, ma non è l'allenatore di nome che risolve i problemi, anzi in questo momento c'è bisogno di un allenatore che abbia le idee chiare, tanta fame, tanta voglia di ripartire in una piazza importante con tanti stimoli, prima di ogni cosa. Poi io dico che un allenatore è un uomo solo e che solo non può fare nulla se non ha l'appoggio totale di chi ci sta intorno e da chi lo comanda. Le fortune e le sfortune sono determinate da un insieme di cose, non solo da un singolo nella scuola di calcio. Pertanto chiunque viene, io penso che debba avere queste caratteristiche: fame, voglia di arrivare e soprattutto capacità di sopportare e supportare un ambiente molto difficile e caldo come quello di Cosenza. Allora, Vittorio, e poi diamo la parola ad Aldo, così Aldo se nel frattempo si può determinare su quello che potrebbe essere il nuovo allenatore. Vittorio, voi come Gazzetta avete fatto un po' di nomi anche nei giorni scorsi, adesso è cambiata un po' la fisionomia dell'allenatore. Sì, diciamo che i primi nomi contattati, ribadisco, dopo Cosenza Paganese erano stati nell'ordine Toscano, D'Angelo e Oscar Brevi. D'Angelo è stato il primo a essere allertato, gli è stato proprio chiesto di dare un'occhiata al Cosenza nei giorni seguenti. Cosa può essere successo, visto che adesso pare sia arenata la trattativa? Intanto pare ci fosse anche un inserimento del Catanzaro. Del Catanzaro, bravo. Quindi lì evidentemente lui pare stia aspettando una telefonata da lì. Forse vede la situazione più chiara o comunque meno impossibile da riprendere lì a Catanzaro, ma comunque al momento è ferma anche lì la situazione allenatore. Sono tutti profili, ripeto, io concordo con il mister, al di là del nome, in questo momento bisogna ripartire. Sì. Anche Roselli non era un nome altisolante, eppure nel periodo in cui è stato qui, parentesi, anche il nome di Roselli è circolato nella notte, è stato proprio il presidente a farlo, ma preso quasi dalla disperazione di una situazione che gli stava sfuggendo di mano, però chiaramente non è solito poi il Presidente tornare sui propri passi. Per quanto riguarda questi nomi, forse il discorso Pancaro è quello più stimolante, in quanto Pancaro è un figlio di questa terra e non ha mai potuto raccoglierne i frutti, nel senso che lui per sua fortuna poi comunque ha giocato sempre, ha militato in squadre importanti, e anche da allenatore l'ha sfiorata in passato questa piazza, ma non l'ha mai presa. Non credo che sia comunque una scelta
semplice, perché adesso al di là del nome c'è da ripartire con un nuovo progetto. Anche il direttore Trinchera, che ricordiamo è un biennale, dovrà scegliere molto bene, perché la prima scelta non si è rivelata felice e adesso non si può sbagliare più. Io non credo che il Cosenza lotterà per obiettivi di bassissima classifica, anche perché le squadre sono più o meno tutte lì, però anche se quest'anno c'è il paracaduto, non c'è la gestione. Ma al di là di questo, iniziare a fare punti quantomeno potrebbe riaprire discorsi di playoff un po' più seri, di un ottavo, di un decimo posto che non serve. Ormai a questo punto è dal 10° posto, cioè il Presidente chiederà al nuovo allenatore quantomeno di centrare il ottavo nono posto. Bene, possiamo dire anche che a questo punto il Cosenza dovrà anche scegliere in base alla rosa che ha. È normale che non vai a prendere un allenatore che gioca col 4-4-2 quando hai progettato una squadra che gioca col 4-3-3. Questo è assolutamente, hai doppi giocatori, doppie posizioni fatte per questo tipo di gioco. Ed è normale che a questo punto Aldo sceglierà un allenatore che possa fare questo tipo di gioco. Ho una mia idea e la dico così, sgombrami il campo. Io penso che la fretta è una cattiva consigliera. Sì. In questo momento è stato fatto già un passo avanti. E i detti antichi non sbagliano mai. Quello di mettere purtroppo a malincuore, perché conosco bene il Presidente, so quanto gli è costata questo esonero, perché lo conosco e quindi so quanto. E quindi ho detto prima che ci saranno dei responsabili che devono anche rendere conto per avere dato informazioni in una certa maniera. Questa volta non può sbagliare il Presidente, perché sarebbe veramente un colpo mortale per lo sport e per il calcio cosentino. Deve farsi consigliare bene, guardare bene i curriculum, con molta vedere questo parco giocatori, quale allenatore, quale gioco, quale modulo può mettere in campo, perché altrimenti se dovesse arrivare un allenatore che deve mettere in campo lo stesso 4-3-3 siamo punto da capo. Allora bisogna vedere se questi giocatori sono in grado di poter praticare eventualmente anche un altro tipo di gioco. Sul tema, se questo è vero, io penso che la giornata di oggi se ne va, io penso che domani avremo il nuovo allenatore, perché il Presidente in questo momento deve assolutamente riflettere bene, farsi consigliare bene, lui stesso deve guardare anche le virgole per quello che sarà il nuovo allenatore, anche perché io non credo che arriverà con il codazzo il nuovo allenatore. Ma questo voglio dire. Il nuovo allenatore ci sarà l'allenatore, ci sarà poi a Cosenza tanta brava e professionalità di vice allenatori, come dicevo prima, direttori generali, che a Cosenza ce ne sono tanti bravissimi, e soprattutto, Franco, questo ci vuole un ottimo preparatore atletico dei portieri, perché a me Perina in questo momento non mi sta assolutamente piacendo. L'anno scorso Perina è stato il miglior portiere di tutta la Serie C. Questa è la verità. Allora bisogna lavorare con grande attenzione in questo. La notte porta consigli. Io dico al Presidente, calmati, domani mattina fai la scelta giusta, perché è una scelta importante. Franco, possiamo anche dire che in casa abbiamo un signor allenatore che risponde al nome di Occhiuzzi, che a mio avviso una partita gliela farei fare. Guarda, io ti dico che probabilmente Occhiuzzi, non so poi sulla scelta su chi cadrà, se cadrà praticamente su quei nomi che sono stati fatti da Pippo Pangaro a Imodiana, oppure a Dionigi o uno dei fratelli Pagliari. Io Occhiuzzi lo terrei come vice, perché mi sembra che sia la persona più adatta. Ma non c'è migliore di Occhiuzzi a Cosenza. E poi io praticamente volevo supportare la tesi di Aldo Gennamo, del nostro opinionista, perché a Cosenza ci sono signor preparatori atletici, da Michele Bruni, al papà di Luigi Pincente, a quindi Pino Pincenti, ci sono vice allenatori voglio dire, che sanno il fatto loro, ci sono preparatori di portieri che hanno giocato in porta, non preparatori di portieri che non hanno fatto nemmeno praticamente educazione fisica, parliamoci chiaro. Ecco perché Perina, il punto di riferimento di Perina lo scorso anno e negli anni passati era il signor Federico Orlandi, e gli aveva dato una professionalità non indifferente. L'abbiamo fatto scappare, è andata ad Olbia, vi do una notizia in anteprima: il prossimo anno sarà il preparatore dei portieri del Cagliari, Federico Orlandi. Io grande tifoso del Cagliari, amici nell'ufficio stampa, quindi possiamo dare anche questa notizia, caro Pippo. Quindi ci siamo fatti scappare Federico Orlandi, ritorniamo indietro, ci sono i vari Fischetti, c'è Franco Viola, ce ne sono migliaia a Cosenza che hanno giocato in Porta Bove, eccetera, che possono fare i preparatori dei portieri e sono di Cosenza. Verrebbero a piedi, Presidente Guaraci. Lei è una persona troppo
troppo intelligente, adesso ha resettato, vuole ripartire, ma riparta con gente di Cosenza, nello staff tecnico. Bene, dobbiamo uscire dall'impasse. Grazie Franco, grazie. Adesso dobbiamo anche, come dire, tenere contenti tutti i nostri telespettatori e parlare anche delle altre squadre calabresi. Chiuderemo ovviamente con il Cosenza perché sentiremo le ultime dallo Stadio San Vito in chiusura trasmissione, però adesso direi che è il caso di quest'altra domenica quasi cattiva per tutti, però questa regina criticata, non ci sono soldi e questo e quello, è andata a Fondi, è andata a vincere Franco, un gol e si è portato a casa i 3 punti. Sta partendo il servizio dai lati, nel frattempo in maglia gialla la regina, in rosso-blu il Fondi. Sì, il gol è stato realizzato da Marino al 15° della ripresa, quindi al 60°, la regina ha portato a casa questi 3 punti pesantissimi. Il Fondi Racing, che aveva cambiato allenatore, quindi aveva mandato a casa Giannini, si era affidato al vice, ma mi hanno parlato di una squadretta, voglio dire, Materasso, reciterà proprio in un ruolo minimale in questo campionato di Serie C, se non correrà ai ripari, sia come, diciamo, elementi di tecnici e di qualità, può pescare tranquillamente nel mercato degli svincolati o eventualmente poggiarsi poi su un allenatore che sia di livello per salvare la categoria, ma la vedo molto molto difficile. La regina vista a Rende non è una squadra da buttare via, assoluta, perse a Rende in campionato, però a me personalmente adesso è un'ottima impressione, ha dei giocatori di categoria, quindi attenzione. E questo è il dibattito che c'è a Reggio, perché i tifosi sono con Maurizio e gli sta dando soddisfazioni, mentre la società ha detto non ci sono soldi, dobbiamo vedere come andare a portare avanti al futuro, come chiudere il campionato, e anche lì si sta vivendo un momento molto Però Pippo, il Presidente ha puntato sui giovani e finora gli stanno dando ragione, perché dice io ho questo budget, oltre non posso andare, tant'è che c'è stata la rottura col direttore generale Martino, perché voleva un altro tipo, desiderava un altro tipo praticamente di progetto, però la regina piano piano, mister Gagliardi, sta portando le pieni in cascina che poi servirà per il futuro del campionato. Certo. Ma Franco, sono 2 o 3 anni che la Lega Pro premia la gioventù, poi è chiaro che ci sono quelle squadre che investono, e permettetemi di dire investono tanto, quantificare questo tanto lo lascio a voi, per dire competere per vincere è una parola grossa. Sì. Ieri il Lecce ha stravinto a Catanzaro, ho visto le immagini e ho visto una squadra arrembante come l'esempio per ritornare a noi. Il gioco, l'allenatore, la tattica sono importanti, ma il giocatore quando si deve vincere è fondamentale. Il Cosenza ieri ha perso, allenatore, non allenatore, ma Catania, come ha detto giustamente, ha dimostrato di essere un giocatore che con il passare degli anni continua a fare la differenza. Io vedo in B giocatori che 5 anni fa, quando io facevo la D con il Cosenza, giocavano con il Città di Messina e arrivarono quinti in classifica e si chiamano Citro, Tiscione e Saraniti, erano i 3 davanti. Quindi ciò vuol dire che il calcio a livello qualitativo sta andando indietro di anno in anno, cioè non si spiega diversamente. Questo dovrebbe essere il gol di Marino. Vediamo il gol di Marino, è molto bello, possiamo tornare allora in studio. Pippo, andiamo a vedere allora se torniamo in studio. Catanzaro già, esatto. Quello che, come dire, Catanzaro ha chiuso la pratica nei primi 45 minuti. Diciamo che il Lecce praticamente poteva chiudere la partita. Che ha cambiato allenatore e si è affidato a Liverani, è lusso, Liverani è un lusso. Sole, ha fatto una grande partita perché dai primi minuti ha bombardato la porta del Catanzaro. Vediamo i gol subito dopo 5 minuti. Qui c'è un tentativo subito del Catanzaro che è un vantaggio, un cross dalla destra, colpo di testa che si perde fuori, poi ci sarà dopo 5 minuti il gol di Lepore. Del Lecce. Sì, ci sarà il gol di Lepore. Dopo la prima pallone che viene mandato in angolo. C'è un calcio d'angolo battuto dalla sinistra. Forse questo lo di Lepore, da fuori, mette dentro. Sì, bellissimo questo gol dai 30 metri, un missile terra-aria, ecco Lepore che va a festeggiare sotto la curva. Sì, dei tifosi del Lecce. Dei tifosi del Lecce, giallorossi tutti e due, un gran bel gol. E dove, eccolo qua, lo possiamo rivedere, è un sinistro, un drop di sinistro e per il portiere non ha visto niente, troppe gambe davanti. Esatto, niente da fare, sembrava coperto. E poi c'è il raddoppio di Torromino.
Vediamo un attimo, c'è un cross dalla sinistra, vediamo se è questo, dopo al 14esimo il raddoppio di Torromino. Sì, c'è un rimpallo sulla Ecco linea. qua, anche qui mi sembra coperto il portiere, mister. Sì, non ho visto proprio partire il tiro. Non ho visto partire il tiro, adesso Ma vedi, Torromino, Caturano, sono giocatori importanti in questa categoria. Eccolo qua. E non c'è la squadra come il Foggia dell'anno scorso. Io ritengo che se si ha un po' di fortuna, pazienza e non si perdono gli stimoli si può recuperare. Guarda caso l'ha segnato Cosenza il terzo gol che è Sì, di Catanzaro. mischia davanti alla porta. Cosenza di Catanzaro. Dovrebbe essere questa l'azione. Sì, si fa una mischia davanti alla porta, no, non è questa qui. Cosenza e risolve con la con un rimpallo. Vabbè, ma lei ci poteva segnare più di qualche altro gol. ma ha avuto, vabbè, con quella squadra, dai. E ieri a Eccolo qua, Catanzaro ecco Cosenza sono che ritornate dentro 7.000 persone. Quando? 7.000 Ma c'è ogni persone. domenica C'è questo entusiasmo pubblico. A Catanzaro. E poi c'è il La gol della barba lunga bandiera di alla fine. Cosenza. Catanzaro c'ha 7.000 spettatori Lucanovic ogni ha segnato Pippo Esatto. nei minuti finali. Se ne è mangiato prima uno e dopo l'ha realizzato. Mentre il Rende lo ha seguito, torniamo in studio, ci facciamo Torniamo dire in due studio, battute sì, da Vittorio Scarpelli, che per Gazzetta del Sud ho visto e ho letto il tuo commento cronaca su questa terza sconfitta, la quarta se mettiamo quella di Coppa Italia del Rende, 1-0 ha vinto la Virtus Francavilla. Che partita è stata, Vittorio? Allora, intanto il Rende sta pagando Ecco lo qua le scotto del immagini, noviziato, adesso lo sta pagando perché praticamente ha la sfortuna di essere punito, come è capitato anche con il Siracusa, nel momento magari migliore. Ecco, l'inizio è stato di marca biancorossa, abbiamo questa girata qua di Actis Goretta, poi ci sono stati degli errori, tra cui quello che ha ispirato proprio il gol, sono errori di inesperienza, perché Saraniti, che ha citato prima il mister, da vecchio lupo di mare dell'area di rigore, ha realizzato davvero un bel gol. Come? Un pallonetto. Sì, un bel pallonetto, c'è stato un errore diciamo da parte del reparto difensivo del Rende, uno svarione, eccolo, dovrebbe essere sì, uno svarione sia di Coppola, che ha mandato la palla indietro, sia di Sansone, che non ha chiuso, ne ha approfittato Seraniti. A Rende manca qualche giocatore di categoria, a mio giudizio. L'inizio, l'entusiasmo ha fatto sì che facesse i primi punti. Confido molto. Prima Saraniti, prima di fare questo, se ne ha mangiato altri due. Uno, l'altro obiettivamente era abbastanza lontano. Credo anche che, voglio dire, con un tecnico come Trocini la situazione si possa rimettere in piedi, perché ha entusiasmo, è un allenatore che è molto preparato e cercherà di mettere le pezze giuste. Il Red ha messo 6 punti in E intanto a 6 punti in cascina. cascina, e poi soprattutto abbiamo visto anche delle squadre che a mio giudizio sono comunque, e ce ne sono tante di quel livello, non ci sono retrocessioni dirette. Questa è l'annata giusta per poter anche perdere qualche partita, come è capitato a Rende. Non è facile, ma comunque sempre è stato sconfitto di misura, quindi non è stato mai messo nettamente sotto. Paga lo scotto del noviziato, ripeto, paga il fatto di non avere molti giocatori di categoria. Saranno altre però le partite che dovrà assolutamente vincere. Io riprenderei il discorso che ha iniziato mister Gagliardi, che questa stagione, visto il paracadute che non ci sono nelle processioni, vista i playoff che arrivano alle prime 10 squadre, permetterebbe a tutti di entrare in gioco, almeno chi ha un organico decente. E il Cosenza potrebbe ancora pensare di fare qualcosa, visti gli alti e bassi. Anche in alto c'è solo il Monopoli che corre. 13 punti, una squadra ancora da verificare, ma se ne sta andando avanti, perché poi la seconda ne ha 10, mister. Sì, l'anno scorso il Fondi fece la stessa cosa, il Francavilla pure. Non è questo che ci deve preoccupare. Io una volta, quando il signor Segreto mi diede il piacere di farmi una domanda di quali erano gli obiettivi del Cosenza, gli dissi che il Cosenza ha l'obbligo e il dovere morale di affrontare ogni partita per vincerla. Questo significa dare sempre il massimo, significa sudare la maglia che si indossa, perché in Serie D e Lega Pro sono gli altri che devono, ma non significa presunzione, significa la consapevolezza della propria forza e della maglia che si indossa. Poi tutto il resto viene da sé. Io dico sempre che nel calcio si fanno tante parole sui numeri, sulle tattiche, sulle cose, però
le qualità morali e caratteriali, i cosiddetti attributi, fanno ancora la differenza. Ma non solo, anche gli organici, Trapani, Lecce. E se c'è qualche giocatore c'hanno giocatori importanti. che fa, come avete detto voi, il fessacchiotto nello spogliatoio, deve essere qualcun altro a dargli il buon esempio. Antonio Clausi, Eccomi. ci sei? Allora Gli sviluppi? Gli sviluppi è stata aperta la porta della tribuna, quindi stampa e tifoseria hanno preso posto sui gradini della tribuna A, la squadra ironicamente è stata applaudita, accompagnata da qualche Fischio. rimostranza riguardo alla partita effettuata sabato. Per il momento il tutto si è esaurito in questo clima di indignazione e soprattutto di scoramento, che ormai è il sentimento che regna sovrano. Chi dirige l'allenamento? Roberto Chiuzzi insieme a Davide D'Antonio. Senti Antonio, sono stati fatti dei nomi, non so se tu hai ascoltato o meno, e i nomi diciamo dell'ultima ora sembra che con D'Angelo non ci sia più nulla. Esatto. È uscito fuori il nome di Pippo Pancaro insieme a quello di Aimo Diana, ex giocatore della Regina, ex Melfi, e anche quello di Dionigi e di uno dei fratelli Pagliari. Se dovesse arrivare Pippo Pancaro... Io punterei forse, dalle informazioni che ho, su Aimo Diana. Aimo Diana, perché è uno tosto, perché Pippo Pancaro l'anno scorso è stato anche a Catania, è stato esonerato poi a marzo dopo la sconfitta interna con la Casertana. Sarebbe anche un buon profilo per la verità Pippo Pancaro. Anche perché... Sì, sicuramente, però ribadisco, dalle informazioni che ho io, Aimo Diana al momento... Ma il curriculum di Aimo Diana quale sarebbe? Anche Gagliardi faceva il nome di Aimo Diana. Pronto? Sì, dicevo il curriculum qual era? A Melfi. Mister Gianluca Gagliardi ti ha anticipato. Il curriculum ha fatto solo Melfi. Vabbè, ma con il mister Gianluca Gagliardi siamo in sintonia da una vita, quindi non è caso. Ti passava le notizie di prima mano, dai. Speriamo di aver in serata il nome del nuovo allenatore. Grazie a voi. Grazie per gli interventi, grazie. Allora Pippo, mi pare che abbiamo dato tutto quello che c'era da dare. Abbiamo sviscerato completamente l'argomento Cosenza, l'abbiamo dato in diretta all'esonero, stiamo dando quasi in diretta l'arrivo del nuovo allenatore, perché Aimo Diana ha fatto molto bene a Melfi, Pancaro viene dall'esonero di Castellammare, un'altra piazza difficile, domenica ha vinto il Castellammare, però anche lì c'è un po' di maretta, la classifica non sorride alle Vespe, però dobbiamo dire che questo Cosenza probabilmente avrà il nuovo allenatore in serata, visto che arriva non solo una partita importante, quella con il Catania in notturna, ma avremo un tourbillon di partite. Praticamente abbiamo 3 partite in 5 giorni, se non sbaglio. Vittorio, dammi conferma. Sì. Allora le partite sono queste, Pippo, si giocherà sabato sera alle 20:30 al San Vito Marulla con Catania. Vittorio, perché Vittorio stava... Vai, Vittorio. No, dicevo, abbiamo sicuramente adesso il Catania, poi il Cosenza gioca a Reggio e chiude venerdì contro la Casertana. In bocca al lupo al prossimo mister che arriverà, perché è un Guarda, in chiusura Aimo Diana ha fatto Peretti del Feral Pisalò 2 anni, 2013-2015, poi ha allenato il 2016 la prima squadra del Feral Pisalò, nel 2016 è stato chiamato dal Pavia e nel 2016-17 dal Melfi. Sì. Questo è tutto. Siamo in chiusura, siamo ai saluti. Saluti e intanto a Silvia e in bocca al lupo. Riprendi subito, magari un po' di aspirina in più, Silvia, dai. Grazie a Gianluca Gagliardi. Grazie a voi. Grazie ad Aldo Cennamo. Grazie a Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud. Noi ci rivedremo Pippo lunedì prossimo. Lunedì prossimo, grazie a Franco Segreto. Grazie a Pippo Gatto. Arrivederci, non cambiate canale, mi raccomando, su Teleeuropa.